Adesso cercheremo di essere brevi e passiamo alle premiazioni di rito oramai. Leggerò per evitare di dimenticarmi qualcosa di importante. Come da consolidata tradizione, ogni anno in occasione del convegno è nostra abitudine ringraziare in modo tangibile chi ha contribuito alla crescita della nostra azienda. La crisi che continuiamo a sopportare da vari anni ci obbliga a rivedere il budget destinato a questa iniziativa. Il nostro desiderio comunque è riconoscere pubblicamente i meriti di chi ha contribuito con il proprio lavoro alla crescita. Delta Credit ha sempre puntato a qualità dei servizi e alla professionalità del personale. Con una punta di presunzione credo che tutte le nostre mandanti, almeno me lo auguro, ci riconoscono un livello di qualità spero superiore a quello di ogni altro competitor. È la differenza tra chi ha investito in formazione, in controllo ed efficienza e quelli che hanno preferito ottimizzare la redditività aziendale riducendo tutti i costi possibili, primi fra tutti quelli relativi alla formazione. Noi siamo cresciuti di poco in questi anni, ma siamo cresciuti. Se non ci fosse stata la crisi, probabilmente ora sarebbe una situazione molto più importante. Abbiamo aumentato i vari servizi proposti, migliorato le procedure interne ed esterne, incrementati le reti territoriali con la ricerca di personale di standard elevato. Quale maggiore soddisfazione? Tornare a casa dalla propria famiglia e poter esibire un premio ricevuto a testimonianza dell'apprezzamento per il nostro lavoro da parte dell'azienda per cui lavoriamo. Gli anni scorsi abbiamo elargito premi importanti, crociere, viaggi, vacanze, ma il vero premio, al di là, non sono le crociere, non è che fanno schifo a nessuno, per carità, ma il fatto che il proprio lavoro viene riconosciuto qui, davanti a voi, alle committenti, ai colleghi. Questo è il vero premio, questo è il valore aggiunto. Renato Bosco, che è uno dei nostri agenti pluripremiati, è stato proprio lui a darci questa chiave di lettura. Purtroppo la crisi colpisce anche noi e ci induce a ridurre il budget per i premi. Speriamo nel futuro di poter ritornare ai vecchi tempi, ma da buon padre di famiglia bisogna badare, non dimenticarsi di chi ci è vicino, ma badare anche all'aspetto economico. Uno dei compiti più difficili qual è? Decidere chi premiare, perché in realtà tra i nostri collaboratori ci sono molte persone che lo meriterebbero. Parliamo ora, noi abbiamo due sezioni ben distinte, la forza esattoriale e i dipendenti. Ieri abbiamo fatto, chi c'era, abbiamo fatto il secondo convegno Una vita da esattori. La nostra politica prevede che la valutazione degli agenti non venga fatta solamente sulle performance, ieri abbiamo parlato molto di questo, e cioè positività e tempi di esecuzione essenzialmente. I nostri parametri per decidere chi premiare sono livello di professionalità, precisione, contributo alla crescita aziendale, partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento. Noi codifichiamo questi parametri con formule matematiche e poi viene fuori una lista. Poi la buttiamo via e decidiamo noi. È la verità. Questo è il motivo per cui i nostri premi li abbiamo chiamati Quality e Collection, qualità e recupero. Anche quest'anno i nostri agenti sono aumentati di numero, perché grazie ai nostri concorrenti che non stanno andando bene, molti si sono offerti a noi. Non è che noi andiamo alla grande, però si vede meno peso degli altri. E ci sono tanti volti nuovi. Chi scegliere? Abbiamo tre categorie. New entry, cioè coloro che lavorano con noi da meno di un anno. Tra questi si sono distinti Daniele Mazzi, che opera in Emilia, David Chiocchini, operante in Umbria e Toscana, Ferrara Giuseppe, operante in Sicilia. Dopo varie analisi e discussioni abbiamo trovato una decisione. La parola a Massimo. Allora, procediamo con la consegna del premio New Entry.
l'agente che abbiamo scelto si è distinto per le indubbie capacità nella gestione delle pratiche, per i risultati raggiunti a livello di performance, per la precisione e la qualità, nonostante sia con noi da un breve periodo. Conferiamo quindi il premio New Entry e invitiamo a salire sul palco David Chiocchini. Questo? Ecco, io volevo ringraziare ovviamente pubblicamente Canciani della possibilità che mi è stata data appunto 6 mesi fa quando abbiamo aperto questa collaborazione, che spero sia duratura, e volevo dire anche che il frutto di questo premio non è esclusivamente da riportare alle mie competenze, ma ovviamente a tutto il team che dietro lavora a finalizzare delle performance ottime, con grande professionalità e precisione. Ecco, abbiamo perso il secondo. Il secondo riconoscimento è dedicato a quegli agenti che lavorano con noi da più tempo e hanno dimostrato nel corso del 2014 ottimi risultati, migliorando costantemente la qualità del proprio lavoro. Anche in questo caso abbiamo dovuto decidere su più nominativi, anche se alla fine uno, più di tutti, ha ottenuto la maggior votazione. Tra l'altro dico che questo agente ultimamente si è lamentato per la scarsità di lavoro, tanto ancora non sa chi è. Gli dico come regalo che fra poco ne riceverà molto di più. Allora, procediamo con la consegna del premio all'agente emergente che si è distinto per le capacità dimostrate nella gestione delle pratiche, per i risultati raggiunti a livello di performance, precisione e qualità e dimostrando anche notevoli miglioramenti in questo periodo, in quest'ultimo anno. Ecco. Conferiamo il premio agente emergente, lo invitiamo a salire sul palco al signor Nello Segatori. Mi siete sbagliati, dico. Grazie a tutti. Decidere quale sia il migliore dei nostri agenti è molto difficile, questo ve lo garantisco, soprattutto in questo periodo. Le mandanti hanno avuto modo di conoscerli direttamente e sanno di cosa stiamo dicendo. Per la nostra fortuna ne abbiamo ben più di uno, anzi sono molti a poter dire di essere veramente bravi agenti. Per usare un termine tipo Grande Fratello, sono stati nominati Renato Bosco, Simone Acuto, Schiavone Antonio, Irene Falchi, Valeri Loris. Basta. Prego. Allora, procediamo con la consegna del primo premio che sancisce il titolo del miglior agente dell'anno. Consiste in una targa e un cofanetto per un weekend per 2 persone in un centro benessere. Si tratta di una persona con capacità non comuni e che è capace di coprire un'area veramente vasta. Le sue performance sono ancora al top nonostante il periodo, si parla intorno al 75-80%, e non è la prima volta comunque che vince questo primo premio. Conferiamo pertanto il primo premio come miglior agente Delta Credit Veneto. Una cosa, io volevo ringraziare questa persona che ora viene perché è già la seconda volta che vince il premio e la prima volta poi non ne ha neanche usufruito, grazie. Sì. Questa persona è il signor Antonio Schiavone.
Scusa Mariano, ma quindi adesso dovrei fare 2 viaggi, questo e l'altro? Va bene. Grazie, sono senza parole. Assicuro che questa volta lo faccio il viaggio. Penso che... Prima in casa, qui vai. Va bene, grazie a tutti. Ovviamente ringrazio, oltre che i colleghi, anche tutte le ragazze, dalla prima all'ultima, per il supporto. Anche i ragazzi, però ovviamente loro vanno messi... Ciao Francesco, grazie. Adesso rivolgiamo l'attenzione al personale dipendente. Dopo Delta Credit, anno dopo anno cresce e il numero delle persone aumenta. Lo spirito è sempre quello di sempre. Questo soprattutto anche grazie ad alcune persone in azienda sono dei punti di riferimento, figure professionali da imitare e che riescono a trasferire parte della loro personalità e la loro preparazione ai colleghi. Questo crea un ambiente sereno, nonostante che siano la maggioranza di donne. Sono persone che sentono l'azienda, scusate, non è che io sia misogino, ma sono un po' complesse. Sono persone che sentono l'azienda come propria, capaci di emozionarsi per l'ottenimento di un risultato positivo o di reagire con energia davanti alle difficoltà. Prima di proclamare i vincitori dei premi di quest'anno, desidero ringraziare pubblicamente tutto il personale dipendente e soprattutto quelle persone che più di tutte meriterebbero di essere premiate. Vorrei citare quelle persone che hanno contribuito personalmente alla realizzazione di questo evento. Hanno profuso tempo e energia per far sì che tutto quanto fosse perfetto e che voi possiate godere di questo evento e sentendovi a vostro agio. Lo faccio anche per una questione di sicurezza personale, perché l'anno scorso mi sono dimenticato di citarle e per poco mi ammazzavano. Parlo di... Se volete venire sul palco così vi fate vedere. Io sì. Ragioniere Monte Elisa, Barbara Bellucco, Cristina Sadocco, Nicola Baccarin, Giorgio Dalbello, Arianna Albertin. A voi solamente il nostro applauso perché non c'è altro per voi, però vi ringraziamo tutti quanti. Grazie. La prima targa viene assegnata ad una persona che da alcuni anni è con noi nell'azienda. Dopo aver ricoperto vari ruoli ha trovato la nuova collocazione in un ruolo assolutamente a lei confacente, ottenendo un risultato oltre ogni previsione. A lei il merito di aver saputo coniugare carattere e intelligenza nella gestione del proprio incarico. Oggi ho voluto infierire su di lei davanti alla mandante che rappresenta dicendo che bisognerebbe ogni tanto mettergli in una gabbia, ma prego. Dunque, per i risultati ottenuti nel corso dell'ultimo periodo, frutto di un costante impegno e miglioramento professionale, consegniamo la targa per le performance e la invitiamo a salire sul palco alla signora Tania Pavan. Volevo ringraziare Prendi l'altro. Basta parlare. Volevo ringraziare tutti quanti, sia Mariano che Massimo, Angela e tutti i miei colleghi, perché tutto quello che io oggi so è perché me l'hanno insegnato le mie colleghe.
Abbiamo quasi finito. La seconda targa viene assegnata a una persona che nel corso degli anni è maturata ed è riuscita a conseguire una significativa esperienza. Grazie al significativo supporto del proprio tutor si è letteralmente trasformato ottenendo risultati in linea con le aspettative aziendali. Per i risultati ottenuti nell'espletamento della propria mansione conferiamo la targa quale figura emergente al signor Francesco Nicolini. Dulcis in fundo. Abbiamo detto che lui è, come se avete sentito, è grazie al significativo supporto del proprio tutor. A questo punto non possiamo non chiamare sul palco anche chi è stata la fautrice di tanto cambiamento. Ma la chiamiamo non solo per i risultati ottenuti nella formazione personale, ma anche e soprattutto per le proprie capacità personali. Caparbia, attaccata al lavoro, profonde impegno e intelligenza e coordina un team di 3 persone con ottimi risultati. L'ha già capito, quindi può venire sul palco Alice Zimbelli. Grazie Mariano. Non me l'aspettavo. Grazie mille. Vuoi dire qualcosa? No, perché non ci riesco. Grazie mille. Sì. Bene, Grazie. grazie a tutti. Adesso passiamo a cose serie.